Andiamo a Gorizia, dove è stata inaugurata questa mattina la scuola materna di Via del Carso, cerimonia seguita per noi da Alessandro Bonfanti. Assessore, lei ha sottolineato che un asilo come questo, diciamo tra virgolette, fa quartiere in un certo senso. Sappiamo tutti che la scuola, a partire dalla materna, è il primo luogo di aggregazione delle famiglie e delle comunità, e quindi questo asilo è certamente un servizio per quanto riguarda il tema dell'istruzione e dell'educazione, ma è anche e soprattutto un luogo di aggregazione per il quartiere. È una vostra politica quella di costruire ormai, ma penso che la risposta sia positiva, abitazioni, edifici a basso impatto ambientale? È chiaro che dobbiamo porci due obiettivi importanti. Il primo è quello del basso impatto ambientale, riferito sia ai consumi energetici. Difatti questo edificio sarà poco costoso dal punto di vista del riscaldamento e del raffrescamento, ma non ci dobbiamo dimenticare, e ahimè questi giorni lo ricordano con una grave diciamo così, problematica, che non va mai abbassata la guardia sul tema della sicurezza sismica. La nostra regione è una regione sismica e quindi dobbiamo sempre pretendere non solo e soltanto un efficientamento energetico legato alla gestione, ma un rispetto rigorosissimo delle normative sismiche, proprio perché ne va della vita dei nostri figli e della nostra stessa vita. Quando si inaugura un asilo c'è, diciamo, un segno di speranza per il futuro, signor Sindaco? Sì, è un momento di gioia, un momento che serve a riqualificare anche un quartiere periferico come quello di Campagnuzza, un quartiere che in questo periodo ha visto importanti interventi da parte dell'amministrazione comunale di riqualificazione, che continueranno non solo qui ma in tutta la periferia della città, per far sì che venga, se non altro, smentita anche quella diceria che l'amministrazione comunale ha privilegiato il centro. È vero, sono state fatte importantissime opere in centro, ma sono state fatte altrettante opere importantissime anche in periferia. Questa ne è un esempio eclatante.